Mentre Salvini aveva fatto questa scelta di dire dialoghiamo con Tosi, Zaia ha messo un veto pesante, dico, ripeto, soprattutto attraverso Marcato, ma l'ha detto lui stesso, ha appoggiato in maniera esplicita, netta, chiara Federico Sguarina, chi ha optato, voluto per il mancato apparentamento, ha fatto del male al centrodestra, ha fatto del male a Fratelli d'Italia e alla Lega, e anche a Forza Italia, comunque a tutto il centrodestra, e quindi Sguarina, non apparentandosi, non avendo a cuore l'unità del centrodestra, non essendo stato un buon sindaco, perché ripeto 32% al primo turno vuol dire che non sei stato un buon sindaco, ha fatto il suicidio perfetto del centrodestra a Verona. Flavio Tosi, il candidato che avrebbe potuto essere il l'ago della bilancia dei ballottaggi a Verona, sgancia la bomba a metà dello spoglio e fa esplodere un nuovo caso nel centrodestra e probabilmente ancora di più in casa Lega. È proprio Roberto Marcato, chiamato in causa da Tosi, a replicare. Io lo conosco bene e lui ha questo atteggiamento di cercare sempre le cause e le colpe in qualcuno, in qualcosa che non sia lui. Sta di fatto che noi siamo arrivati divisi, questo è il tema. Anche l'ex sindaco Sboarina non crede che un apparentamento con Tosi avrebbe potuto cambiare l'esito del voto. Io rispetto al primo turno ho preso circa 8.000, insomma, a memoria 8.000 voti in più. Non c'è la prova contraria, ma probabilmente ne avrei presi molti meno, perché per chi conosce le dinamiche di questa città in questi 5 anni, in questa campagna elettorale, l'elettorato che mi ha votato il primo turno, tanti non sarebbero tornati a votare. Dunque sembra ormai arrivato il momento del confronto che si preannuncia quanto mai infuocato all'interno del centrodestra. Se invece adesso ci lecchiamo le ferite dicendo che va tutto bene, o dandoci delle pacche sulle spalle, se noi non prendiamo atto di quello che è successo e non reagiamo come siamo in grado di fare, noi rischiamo di perdere anche la regione. E ancora più tesa sembra essere la situazione tutta interna alla Lega, dove, ammette Gian Antonio D'Arè, la resa dei conti è già iniziata. Verona farà scuola e soprattutto farà anche riflettere su tante cose, anche all'interno del nostro partito sicuramente. Una riflessione va fatta profonda, il malessere c'è, lo abbiamo manifestato in varie misure. Vorrei ricordare che dopo ogni campagna amministrativa ci troviamo sempre con dei vincitori e degli sconfitti, però è pur vero che da qui a pensare che ogni elezione sia una regola per parlare di politica, di successo o insuccesso del centrodestra piuttosto che del centrosinistra mi sembra abbastanza fuori luogo. È il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Intanto pronto ad un confronto tra gli alleati anche Fratelli d'Italia con Enoch Soranzo, che se ribadisce l'importanza di un centrodestra unito alle prossime elezioni, dall'altra si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Sicuramente puntare il dito sarebbe facile, però è anche vero che i padovani hanno atteso la decisione di Verona e quindi stasera noi ci troviamo che abbiamo atteso che si sciogliessero i nodi a Verona per portare avanti una candidatura a Padova e ci troviamo a aver perso sia Padova che Verona.